occasione delle commemorazioni da 700 anni dalla morte di Marco Polo, qui a Venezia e non solo si stanno sviluppando dei progetti molto interessanti, uno dei quali è proprio questo, che è dedicato al mondo del tè. Marco Polo, commerciante veneziano che in tutto il mondo è conosciuto, ha dato la possibilità di sviluppare anche questo argomento, essendo stato Marco Polo in Cina per molti anni, e il tè nasce proprio in Cina. I Saperi di Marco Polo è un ciclo di incontri inserito nelle celebrazioni ufficiali dei 700 anni delle celebrazioni per i 700 anni della morte di Marco Polo, che presenta eccellenze che costituiscono il patrimonio intangibile di quei paesi che Marco Polo a suo tempo ha visitato e raccontato nel Milione, ma che ancora oggi costituiscono un patrimonio veramente inestimabile di conoscenza. Saperi, quindi si parla di artigianato, sapori, quindi si parla per esempio del tè, che si snodano attraverso diversi appuntamenti che si sono tenuti e si terranno anche nel 2025, non solo nel 2024, a Venezia, in Italia, ma anche lungo appunto il percorso di Marco Polo. Come componente del Comitato Nazionale Marco Polo posso essere soltanto che soddisfatta per come in questo 2024 stanno avanzando le celebrazioni. Iniziative diffusive, iniziative di partecipazione, iniziative di conoscenza e soprattutto di valorizzazione del ruolo che ha avuto questo mercante, quest'uomo coraggioso che è andato così distante, che è andato in Cina e soprattutto che ci ha raccontato ed è tornato a casa ad essere ancora un veneziano.